Quello della Valfredda e del Fuciade è un'escursione che si divide all'interno di due territori regionali, il Veneto e il Trentino. Il Veneto per quanto riguarda la Valfredda, infatti rientra all'interno del territorio geografico di Falcade, invece il Fuciade per quanto riguarda la Val di Fassa, essendo già trentino, è nell'area geografica del Passo San Pellegrino. E il punto di partenza di questo anello è all'altezza del rifugio Flora Alpina. Lo si trova lungo la strada che da Falcade sale in direzione del Passo San Pellegrino. Da qui parte il suo sentiero che sale direttamente in circa 10 minuti all'interno della Valfredda e dei suoi famosi casoni. I don't care what the things cause I feel okay. I don't care what people say, love me, okay, okay. Let me tell you I'm fine, okay, okay. Let me show you I'm nice, okay, okay. Cause I like it like that, if I dress like that, you're gonna have to talk, baby. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Quella dei fienili è sicuramente l'attrazione principale lungo la Valfredda. Questi fienili che raccontano una storia di una montagna antica, di altri tempi, tutti ben tenuti, ben conservati e che danno maggior risalto a questa escursione, indipendentemente dalla stagione. E ogni volta che risalgo la Valfredda mi sembra di tornare indietro nel tempo. Infatti questa via, questa piccola stradina centrale che si addentra all'interno di questi casoni, di queste piccole strutture, sembra che facciano parte di un'epoca così antica, sembra quasi di muoversi all'interno di un vecchio centro abitato, di quelli che più di 100 anni fa si snodavano all'interno di queste alte quote, isolati completamente dal mondo. E in lontananza, a fare proprio da cornice naturale a questo meraviglioso paesaggio, una grande parete rocciosa che si compone di una serie di cime che si dividono appunto tra Lagordino, quindi le Dolomiti Bellunesi, e le Dolomiti della Val di Fassa. Cima ombrettola, come cima dell'uomo, che da questo versante ancora non è ben visibile, il monte Le Saline, il Palon de Gigole e tutta una serie di torrioni, di campanili, di denti rocciosi che poi formano tutta una serie di piccole vette a dar vita quindi a questa meravigliosa spinale rocciosa.
ed è il silenzio assoluto, interrotto solamente da questo torrente che scende dai versanti più ad est della Valfredda, quindi dalle vette che sovrastano questa bellissima valle. E arrivato al cospetto di questa piccola, bellissima chiesetta commemorativa, termina anche questo mio viaggio nel tempo, viaggio all'interno di un'epoca che fa parte di un'altra montagna, una montagna antica, dalle antiche tradizioni e da un'antica cultura. Ora lascio un po' alla volta la Valfredda, inizio ad innalzarmi leggermente in direzione del Monte Le Saline, per poi scavalcare da un punto di vista territoriale, lasciare la regione Veneto, quindi le Dolomiti Bellunesi, e guardare verso il Passo San Pellegrino, alla regione Trentino e più precisamente al Fuciade in Val di Fassa. E ciò che si comincia ad ammirare a questa quota leggermente più alta rispetto al punto di partenza è una bellissima panoramica, le prime istantanee naturali che guardano verso il gruppo delle Pale di San Martino, con il Monte Mulaz subito in primo piano. E di cosa si compone la cornice che guarda verso ad est della Valfredda? Inizialmente con il Sas della Palada, che ora ho alle mie spalle, il Pizzo Forca, di cui alla sua base sale un bellissimo sentiero da poter affrontare anche durante la stagione invernale, che porta direttamente a Forca Rossa, e questa lunga spalla che ora tengo sempre dietro di me, che da un punto di vista geografico è proprio la linea di confine tra la regione Veneto e il Trentino. Ed ecco che dopo un leggero fuoripista mi trovo nuovamente sul sentiero, quello centrale, quello che mi porta un passo dopo l'altro a salutare le Dolomiti del Veneto e a guardare verso le Pale di San Martino, verso le Dolomiti del Trentino, e come dicevo si entra quindi in Val di Fassa. E arrivato a questo punto cambiano i punti di vista, lascio la Valfredda, lascio l'Agordino e le sue panoramiche per guardare in direzione di quelle che sono le pareti dolomitiche del Fuciade, con Cima dell'Uomo a 3010 metri, a fare sicuramente da capofamiglia di questo raggruppamento montuoso. In lontananza invece gli impianti invernali del Passo San Pellegrino.
Ed ora, dopo la salita direttamente dalla Valfredda, si scende in direzione del Fuciade e del rifugio Fuciade. Ed ora vado a chiudere questo perfetto cerchio escursionistico invernale, un anello che parte direttamente dal rifugio Flora Alpina, sale in direzione della Valfredda e i suoi casoni per poi entrare dalla Gordino, entrare direttamente all'interno del Trentino, della Val di Fassa e del Fuciade. Questa è un'escursione che si completa tranquillamente nell'arco di una giornata. Il punto più impegnativo, definiamolo così, sono quei 100-150 metri di dislivello che appena usciti dai casoni di Valfredda si devono affrontare per salire oltre la cresta che poi segna la linea di confine tra la Valfredda e il Fuciade e tra le due regioni. Poi pranzo ovviamente al rifugio Fuciade e quindi la chiusura di quest'anello direttamente su questa strada forestale ben battuta che dà come indicazioni geografiche la Buia e rientrare così nuovamente al rifugio Flora Alpina.
Prendo spunto da questo meraviglioso panorama che guarda verso le Pale di San Martino, che sono state compagne di cammino per l'intera giornata da un punto di vista panoramico, per ricordare una cosa molto importante, caro escursionista, che sono 3 parole che in questo periodo fanno parte un po' della mia quotidianità, parole che voglio trasmettere a tutti quanti voi, soprattutto a te che mi stai guardando, ricordandoti 3 cose importanti: vivi, ama e cammina.